2-1 per la Juventus, a voi Milano. A voi Bologna. Rincorsa di Riva, tiro, ma il pallone entra in retro. Rete di Bobo Gori, il Cagliari è campione d'Italia, la folla si riversa in campo senza... Guardi, io seguo il Cagliari, francamente, avevo 12 anni, dal 36. Io sono 51 anni abbonato, io sono passato dalla curva est dell'Ansicora alla curva a sud del Sant'Elia. Sentivamo delle sensazioni che ripeterle adesso non è facile. Si racconta che qualche volta è andato allo stadio di nascosto, è vero questa cosa oppure no? Quello me l'ha chiesto anche Gigi, che è molto curioso su questo, perché secondo lui mi ha intravisto in mezzo al pubblico, io non gli ho voluto mai dire né sì né no, lasciamo che sia un mistero. Come giocatore aver vinto lo scudetto abbiamo fatto conoscere la Sardegna, che adesso tutti vogliono venire in Sardegna, che prima ti sbatto in Sardegna, invece adesso è il contrario. I giocatori cambiano, passano, però alla fine il Cagliari rimane sempre, l'importante è sempre assicurare ai tifosi emozioni. Mi chiamo Mauro Giordani, non sono nato in Sardegna ma seguo la squadra del Cagliari Calcio da più di 30 anni. Durante questo tempo ho cercato di raccogliere tutto il materiale possibile sulla storia del Cagliari Calcio. Questo mi ha permesso di scrivere insieme al mio amico Paolo Gabriele un libro che racconta il campionato 1969-70. Questo è il glorioso Stadio Ansicora, dove il Cagliari ha vinto lo scudetto. Sapete, c'è una sorpresa per voi. Domani Mimmo vi porta a vedere la partita del Cagliari. Siete contenti? Grande, sì. Vai. Sì, tantissimo. Allora ci vediamo domani? Sì. Ora ricorso a fare i compiti. Ok? Vabbè, anche quello va fatto. Ciao. Ragazzi, che il Cagliari ci aspetta. Ciao. Ciao, come va? Bene, tutto a posto. Pronti per vincere? Ok, certo, non sarebbe altro. Ce la mettiamo tutta allora. Speriamo bene. Ci proviamo. Nel famoso 2-2 di Torino, Juventus Cagliari, io c'ero e questa è la maglia che ha sventolato nella curva famosa. Mentre la Juventus ha posto a battere un calcio di punizione e il risultato è sempre in parità, una rete per la Juventus, una rete per il Cagliari. Ricordiamo che la Juventus è passata in vantaggio nel primo tempo al 28esimo su Autoletti di Nicolai e che il Cagliari ha pareggiato con una rete messa a segno di testa da Riva. C'è stato un cross sulla destra, per Albertosi stava tranquillamente prendendo la palla, era già in posizione, c'è arrivato Nicolai di corsa e di testa gliel'ha messa in corsia dei pali.
Signor Rizzo, mi dice che posto è questo? Che cos'è? Questo? Questo che cos'è? Il centro... Un centro di coordinamento. Centro di coordinamento che... A livello mondiale? A livello mondiale? A livello mondiale. A livello mondiale è un centro che coordina tutti i Cagliari Club. Sì, sì. Creato perché ne abbiamo dal signor Maio. Ne abbiamo in Australia, ne abbiamo in Brasile, poi Brasile, quell'altro a Genk in Belgio. C'è un episodio curiosissimo, un tifoso di San Gavino che mi si è avvicinato riconoscendomi, mi ha messo una sciarpa al collo dicendo: io non posso tornare in Sardegna perché in questo momento non ho i soldi per farlo, porta almeno questa sciarpa. Questo è lo spirito dei tanti tifosi del Cagliari che sono sparsi per il mondo, sono legati alla Sardegna attraverso i ricordi e il Cagliari rappresenta per loro veramente la possibilità di essere rappresentati dappertutto. Non dimentichiamo che prima era come una squadra. Se te trovavi l'assetto di una squadra, non la cambiavi mai. L'Italia ha giocato per Riva e ha fatto l'assetto del Cagliari. Se noi guardiamo bene, le mezzale che c'era come Greatti Bruniera, era un Mazzola, un De Sisti. E lì non si cambiava mai. Si cambiava solo uomo quando nell'Italia si faceva male qualcuno. Ritenevamo che noi fossimo i padroni di questo Cagliari, dei giocatori che giocavano in nazionale, che non c'era solo lui, c'era Domenghini, c'erano tanti altri. Però abbiamo visto che l'affetto verso questi giocatori era quanto al nostro, forse superiore al nostro. Eccolo! Possibile che voi rendevate al massimo giocando a Cagliari? Perché, scusami, Albertosi era riserva nella Fiorentina e titolare nazionale, o sbaglio? Sì, poi sì. Gioco, quando sono andati, però no, permettimi Mario, quando sono andati via da Cagliari, Scoppini è andato alla Roma, non ha avuto i successi di Cagliari e dunque tutti gli altri giocatori sono andati via, cioè era un valore aggiunto. Sai qual era il valore aggiunto? Era la città, era la gente, erano i tifosi, perché noi facevamo una vita normale. Noi non andavamo neanche in ritiro. Scoppino, siccome è una persona di un'intelligenza squisita e un grande intentore di calcio, ci ha sempre responsabilizzato. Noi eravamo responsabilizzati, facevamo la nostra vita, i sposati andavano a casa a dormire, noi avevamo una foresteria a Scapoli, dormivamo lì, però il valore aggiunto era la nostra amicizia e la città e la gente. L'anno dello scudetto mi trovavo a Cagliari e in quell'occasione avevamo un processo pendente tutti i giorni, quando venivamo portati in aula lì c'era il giocatore del Cagliari, Tommasino, che si era infortunato in quel periodo e anche gli altri varie volte sono venuti in Nenè, c'era e via dicendo. È stato bello perché un anno che parlavamo ogni tanto, io scherzando vi dicevo se quest'anno non vi date da fare non vincete lo scudetto, veramente si mettono male le cose. Se esco vi porterò in montagna lì in mezzo alla foresta del Sopramonte del Rosa, vi verrò frustato veramente, vi alleno io direttamente. È stato un anno bellissimo, guarda. Manca ancora un'ora, quindi c'è tempo. Però non troviamo i posti. Ma vabbè che i biglietti ce li abbiamo. Pronti? Ma ce abbiamo un paio di biglietti lì per farla qui? Cosa è rimasto, signor Rizzo, per la partita? Ce li hai, qualsiasi. Ho terminato. Non ce n'hai neanche uno? No, niente. Tutti terminati?
Oh santo Dio, è già la partita alle 3, giustamente. Io me ne vado, signor Mario, devo mangiare, altrimenti perdo la partita. Lei resta qua. Dopo andiamo anche noi, non possiamo perderci uno spettacolo del genere. Ma lei è sempre in curva, va. Del Cagliari mai dove sono i signori. Sei nato sempre con la povera gente, con gli amici. Mauro, tu alla partita non vieni? No, devo guardare a casa oggi, però devo andare allo stadio perché c'è un amico che mi deve portare una cassetta. Vabbè. Ci vediamo lunedì. Sì, Ciao. va bene così. Ciao. Come stai? Bene. Bene, grazie. Come ti avevo promesso, questa è la cassetta sulla storia dei pugili. Ti presento i giovani. Ciao, sono Mauro. Alberto. Mauro. Allora ci vediamo martedì con Suato. Buona partita. Matteoli a distanza di 15 anni ha preceduto quel che poi ha fatto Gianfranco Zola. Matteoli lo ha fatto per più tempo e lo ha fatto essendo ancora nel fior delle sue capacità tecniche. Mamma mia, tu fino a tendarlo, te Ciao. Come state? Bene. Come abbiamo promesso, oggi vi farò incontrare Suazo. Intanto vi faccio vedere gli spogliatoi dei giocatori del Cagliari. Guarda, questo sicuramente deve essere il portiere, ci sono i guanti. E quando devi andare a Susurro non c'era nessuno. Allora David, vedi, questo pallone ce l'ha firmato Zola, Tomasini, Brugnera e Gigi Riva. Cosa ti ricorda? Cosa sai del Cagliari dello scudetto del 70? Io l'ho conosciuto tutta questa storia perché poi la gente che ci tiene qua ti parla, ma lo scudetto, gli anni 70, 69, 80, dice con Gigi, Nenè, cominciano a dire tanti nomi, allora Lite, così che sono riuscito a capire quanto importante è stato per la Isola più che altro questo campionato. Quindi quando fanno un raffronto con Riva? No, non esiste, cioè, non ce n'è. Io penso che i miti rimangono quelli che sono. Io sono solo un giocatore che sta dando il massimo per il Cagliari e spero di continuare ad offrire delle soddisfazioni. La postazione di Suazo qual è? Questo è il suo posto. Con i tacchetti in ferro, quelli no? Sì, dipende dal terreno che c'è, magari se piove tanto ci mettono i tacchetti in ferro, se no mettono i tacchetti in gomma o i misti. Perfetto. Di solito quando vedi che vanno in campo prima della partita vanno a vedere com'è il terreno di gioco. Senti, quando Gianfranco Zola ha abbandonato, cosa hai provato? Per noi è stato un colpo perché
non ci pensavamo, perché lui a parte non ci ha dato mai a capire, guarda ragazzi smetto, niente, cioè, lui era proprio sempre al top, sempre con noi a conversare tutto, e ti ripeto, per noi è stata una perdita importantissima, infatti quell'anno lì abbiamo cominciato un po' così, anche un po' perché psicologicamente lo paghi, però penso che dopo piano piano siamo riusciti a cavarsela bene. Io penso che anche lui è contentissimo di questo Cagliari che sta crescendo piano piano. Magari se ti fa piacere adesso ti faccio conoscere due ragazzi che muoiono dalla voglia di conoscerti. Va bene? Te li presento? Certo. Adesso noi ci avviciniamo agli spogliatoi e te li presento. Andiamo. Mi sa che è arrivato Suozzo. You keep saying you got something for me. Something you call love, but Ciao. confess. Ecco qua David, che voi volevate conoscere. Ciao. Salve, salve, ciao. Stai a posto? Sì. Ma che emozione si prova a giocare contro grandi squadre come il Milan? È importante perché sai quando giochi con delle squadre importanti così l'adrenalina sale. Sale. Contro giocatori come Maldini, Pirlo, costringerlo a falli da espulsione. Guarda, sono occasioni che ti capitano, allora tu ci provi per quelle che sono le tue capacità. Pensi che il Cagliari dopo che riesce a conquistare la salvezza possa puntare più in alto, tipo le competizioni internazionali? Noi ci speriamo, prima perché sarebbe una cosa bellissima, perché il Cagliari è sempre delle squadre che sicuramente lotta per la salvezza, sicuramente riuscire a trovare qualcosa di importante sarebbe bello per tutta la regione più che altro. Ragazzi, allora siete emozionati? Sì, tantissimo. Però adesso dobbiamo lasciare David perché si deve cambiare. D'accordo? Va bene, perfetto. Ciao David, Ciao, grazie ciao, ancora. Ciao, grazie mille. Tranquilli. Ciao. Ciao. You keep playing where you shouldn't be playing. Quanto valgono sti muscoli, mano? Tanto. Bambino Cioè giocare pure nei campetti così vicino a casa? normale, da noi, guarda, la realtà è quella che si gioca finché c'è un terreno dove si possono mettere due pietre, poi c'hai il pallone e giochi. Tu non credere se qualcuno ti dirà che non sono più lo stesso ormai. Pioggia e sole abbaiano e mordono, ma lasciano il tempo che trovano, e il vero amore può nascondersi, confondersi, ma non può perdersi mai. Sempre per sempre, dalla stessa parte mi troverai. Sempre per sempre, dalla stessa parte mi troverai.